questa è la grazia tua e il tuo infinito amore. Hai preso il posto mio, portato in piedi miei. Hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno sei. Amore, hai preso il posto mio, portato in piedi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto Di ciò che hai fatto in me. Amen, amen. Chi è contento di essere qui oggi? Amen? Solo io o tutti quanti? Amen, che possiamo lodare e cantare il nostro Signore, che Lui è degno di ogni lode, di ogni adorazione, e che possiamo fare con gioia, perché Lui vuole un momento con noi, vuole parlare ai nostri cuori, vuole insegnarci le cose, e questo è il momento in cui possiamo essere qui per Lui. Amen? Possiamo essere con tutto il corpo, tutto il cuore, con tutta la mente, con tutto quello che abbiamo. Amen, che possiamo fare con amore a Lui. Questo è il tempo per adorare. Vieni al tuo cuore consegna. Vieni così come stai per adorare. Vieni così come stai davanti a confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Vieni, vieni, questo è il tempo per adorare. Vieni, apri il tuo cuore consegna. Vieni, così come stai per adorare. Vieni, così come stai davanti al Padre. Vieni. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Cantiamo
cantiamo ogni lingua. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà, il tesoro più grande avrà. Cantiamo vieni, questo è il tempo. Vieni, questo è il tempo per adorare. Vieni, apri il tuo cuore, consegna. Vieni, così come stai per adorare. Vieni, così come stai davanti al Padre. Vieni, ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, a colui che in Dio crederà, il tesoro più grande avrà. Cantiamo ogni lingua. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà, il tesoro più grande avrà. Vieni, vieni, vieni. Non c'è nulla che si appari a te, non c'è nulla che sia la speranza viva. Cantiamo la presenza. La presenza tua. Solo con te, Signore. Cantiamo. E solo con te Sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. Cantiamo Chiesa la presenza. La presenza tua. Chi può cantare Santo Spirito? Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Di te. Non c'è nulla. Non c'è nulla che sia Che si appari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva. Cantiamo la presenza. la presenza Tua. Solo con te, Signore. Cantiamo. e solo con te sento l'amore che porta la libertà E la vergogna disfa. Cantiamo la presenza.
presenza Cantiamo Santo Spirito. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, con la tua presenza riempici. Cantiamo Santo. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Di te. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria ancora. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri Cantiamo. della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te, Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Di te. Di te. Di te. Cantiamo Santo Spirito. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici. Cantiamo Santo. Te, Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te.
Santo Spirito, vieni su di noi, Padre, abbiamo appena cantato. Ti chiediamo, Signore, vieni, Padre, con il tuo amore, Signore. Vieni con la tua presenza, Signore. Sappiamo, Padre, che non siamo degni, Padre. Non abbiamo merito, Signore. Ma ti chiediamo, Padre, vieni, Signore, riempi questa chiesa, Padre. Riempi tutti i cuori, Signore, dentro di questa chiesa, Padre. Inondaci, Signore, con la tua gloria e con il tuo Santo Spirito, Padre. Vogliamo essere più simili a te, Signore. Vogliamo, Padre, imparare con te, Signore, imparare con il tuo amore, Signore. Perché il Signore è perfetto, Padre. Perché il tuo regno è meraviglioso, Padre. Perché la tua presenza, Signore, è meravigliosa, Padre. Per questo, Signore, ti chiediamo, Padre, vieni su noi, Padre, e riempici, Signore, del tuo Spirito Santo, Padre, del tuo amore, Signore. Che possiamo essere, Padre, possiamo essere più simili a te, Signore. Che possiamo avere, Padre, un po' di quello che hai te, Signore. Un po' del tuo amore, Padre, un po' del tuo Spirito Santo, Signore, un po' della tua presenza, Padre. Perché sappiamo, Signore, che se abbiamo, Signore, magari un decimo, Signore, 1 su 100, Padre, sappiamo, Signore, che saremo pienissimi del tuo Spirito Santo. Per questo, Padre, quando cantiamo, Signore, Santo Spirito viene su di noi, Signore. Non devono essere solo parole che sono belle, Signore. Dobbiamo cantare, Signore, come una verità che è dentro della nostra anima, Signore, dentro dei nostri cuori, Padre. Canteremo, Signore, Santo Spirito, per te, Padre, ma non come prima, Signore. Dobbiamo cantare meglio, Signore, perché è per te, Signore, perché cantiamo, Padre, cantiamo una verità, Signore. Santo Spirito, vieni su, riempi questa chiesa nostra della tua gloria, inondaci con la tua presenza, riempici di te. Sei un buon padre per me, mi hai adottato, mi hai dato il tuo nome, Abba, Padre, amo che mi chiami figlio. Tu sei un buon padre per me, mi hai adottato e mi hai dato il tuo nome, Abba, Padre, amo che mi chiami figlio. Spirito Santo, canta dentro i miei polmoni, Abba, Padre, e nel mio spirito grida, grazie per l'adozione, Abba, Padre.
adottato, mi hai dato il tuo nome. Abba, Padre, amo che mi chiami figlio. Tu sei un buon padre per me. Mi hai adottato, mi hai dato il tuo nome. Abba, Padre, amo che mi chiami figlio. Spirito Santo, canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, ed il mio spirito grida, grazie per l'adozione. Abba, Padre, Spirito Santo, canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, ed il mio spirito grida, grazie per l'adozione. Abba, Padre. Profondità né potenza, né ciò che vera potrà mai separarmi dal tuo amore. Né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che vera potrà mai separarmi dal tuo amore. Siamo né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che vera potrà mai separarmi dal tuo amore. Cantiamolo, Spirito Santo, canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, ed il mio spirito grida, grazie per l'adozione. Abba, Padre, Spirito Santo, canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, ed il mio spirito grida, grazie per l'adozione. Abba, Padre. Né profondità, né potenza, né ciò che vera potrà mai separarmi dal tuo amore. Cantiamo con forza. Né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che vera potrà mai separarmi dal tuo amore. Né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che vera potrà mai separarmi dal tuo amore. Lo Spirito Santo, canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, ed il mio spirito grida, grazie per l'adozione. Abba, Padre, lo Spirito Santo, canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, ed il mio spirito grida, grazie per
grazie per l'adozione, Abba Padre. Grazie Dio per questo momento, grazie perché siamo qui, grazie perché il tuo Spirito Santo è qua in mezzo a noi. Ti ringraziamo Signore perché possiamo essere qui, Padre, possiamo offrire una lode a te, possiamo offrire un culto a te, Signore. Ti chiediamo, Padre, da continuare con noi, Signore. Continua con il tuo Spirito Santo, continua con la tua presenza, continua col tuo amore, che possiamo esserci pieno del tuo Spirito Santo e della tua parola e del tuo amore. Ti ringraziamo nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedere. Amen. Amen. Bella canzone, no? Libro di Romani, capitolo 8, dai versetti 35 in poi, dice così: chi ci separerà dell'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto: per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né la morte, né la vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcuna altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. No, lascialo qua. Lasciamo qua, sì. Facciamo da qua oggi. Bello, no? Bella canzone che ci fa ricordare la parola di Dio, quindi parla tantissimo con me. Stasera sono veramente contento di essere qua, che così possiamo studiare un'altra volta insieme la parola del Signore. E apriamo le nostre Bibbie quindi nel libro di Giacomo, la lettera di Giacomo, capitolo 2. Dai versetti 8 ai versetti 13. Dice così: certo, se adempite la legge regale, come dice la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato e siete condannati dalla legge quali trasgressori. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti, poiché colui che ha detto non commettere adulterio, ha detto anche non uccidere. Quindi se tu non commetti adulterio, ma uccidi, sei trasgressore della legge. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà, perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia invece trionfa sul giudizio. Preghiamo, Signore, nel nome di Gesù, che stasera possiamo imparare e continuare, Signore, a imparare da te attraverso questa lettera che è tanto ricca. Che la tua parola possa edificare nelle nostre vite tutto quello che vuoi. Che possiamo veramente essere confrontati dalla tua parola affinché possiamo migliorare. Perché questo è lo scopo, è il desiderio del tuo cuore per la nostra vita, nel nome di Gesù. Amen. Bene, settimana scorsa abbiamo visto per quanto riguarda il favoritismo, no? Samuele ha predicato qua. È Samuele o Samuel? Samuel. Quindi Samuel ha predicato qua settimana scorsa e ci ha dato un po' l'idea e soprattutto ha parlato tantissimo per quanto riguarda il favoritismo. Oggi vorrei fare un breve riassunto perché questi versetti che abbiamo visto qua sono la sequenza di quello che abbiamo visto settimana scorsa e quindi non possiamo scollegare una cosa dall'altra. Perciò abbiamo visto quindi che in tutto quel mese, il mese scorso abbiamo studiato il primo capitolo di Giacomo, abbiamo visto l'intenzione di Giacomo, lo scopo
suo di inviare questa lettera a tutti i giudei, a tutti i credenti che erano al di fuori di Gerusalemme, che appartenevano alla Chiesa di Gesù. Abbiamo visto anche diversi punti che possiamo non solo praticare nella nostra vita, ma anche nel nostro quotidiano, dove Dio ci inserisce, no? E quando, nell'inizio del capitolo 2, quando Giacomo sta trattando del favoritismo, no? Mi chiamano l'attenzione alcuni punti. Il primo punto è proprio il versetto 4, che il versetto 4 dice proprio così. Dov'è? Non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? Cioè, nel momento in cui noi iniziamo ad usare questo, diciamo, comportamento, no, di giudicare le persone, stiamo prendendo il posto di Dio, che è l'unico che può giudicare una situazione delle nostre vite. E soprattutto, quando noi usiamo con ragionamenti malvagi, vuol dire che noi mettiamo i nostri desideri, no? Cioè, nel nostro piccolo gruppo settimana scorsa è stato unanime che quando noi usiamo del favoritismo è perché vogliamo proprio mettere i nostri desideri, perché vogliamo avere qualcosa in cambio. E quindi se noi ci mettiamo al posto di Dio e iniziamo a giudicare le persone, soprattutto con i nostri desideri, sbagliamo. E perché sto dicendo questa cosa? Perché se vediamo nel versetto 5, Giacomo ci va a dire così, ma Dio non ha scelto le persone povere e umili, esattamente per essere ricchi in fede. Bene, noi sappiamo che Giacomo è stato quindi presiedeva il consiglio, era uno dei capi della chiesa a Gerusalemme, era il fratello di Gesù. Marco 6 dice questa cosa. Poi vediamo anche in Giovanni 7 che dice che neanche i fratelli di Gesù credevano in lui, ma una cosa è certa, che lui è diventato il suo discepolo. Perché quando Gesù ha iniziato quindi il suo ministero, quando ne aveva 30 anni, Giacomo è diventato il suo discepolo. Tutta la lettera di Giacomo, quando andiamo a leggere, il primo capitolo fa praticamente un riassunto di tutto quello che va a trattare negli altri capitoli. Quindi tutti i punti che sono stati trattati nel primo capitolo, lui va a discorrere dopo nel secondo, terzo, quarto e quinto capitolo. Quando lui inizia a parlare quindi di scegliere queste persone povere e umili, sappiamo che se la sua base, cioè le sue fondamenta erano in Gesù Cristo, possiamo vedere che tutti gli insegnamenti, cioè tutte le avvertenze che lui stava dando alla chiesa di Gesù in quel momento, era basata appunto sugli insegnamenti che Gesù aveva dato. Visto che il versetto 27, no, del primo capitolo dice che praticamente lui fa un paragono con i due più grandi comandamenti che Gesù ci ha lasciati: amare il Dio sopra ogni cosa e amare il nostro prossimo come a noi stessi. E quando lui dice così, che Dio ha scelto le persone umili e povere, lui si ricorda logicamente di chi? Dei discepoli che sono stati scelti, no? Sappiamo che i discepoli erano pescatori, non praticamente tutti, ma anche quelli che sono lasciati magari il mestiere dopo, erano pescatori. Quindi di 12 apostoli, 7 erano pescatori, no, continuavano a pescare, ma soprattutto erano pescatori prima dell'incontro con Gesù. E la cosa interessante è che i pescatori in quell'epoca non erano la classe sociale più alta, più elevata, ma non erano neanche quella più povera, però era una classe sociale molto bassa. E in testa nostra pensiamo, Gesù, essendo Gesù, il Dio incarnato, avrebbe scelto delle persone che non erano proprio, che non avevano le competenze per portare avanti il suo Vangelo? Come mai ha scelto quindi delle persone così, povere e umili? Persone che rischiavano la vita, perché andavano sempre a pescare di notte. Giovanni 21, capitolo 1, versetto 4, quando Gesù va a incontrare i discepoli dopo che è stato crocifisso, dice che loro stavano pescando tutta la notte. Quindi rischiavano la vita, lavoravano quando tutti erano a letto. Un'altra informazione è che era molto pericoloso, no? Perché d'inverno in quella regione là, in quella zona,
ci sono tante tempeste in mezzo a quel mare della Galilea, che è un lago. E poi questo anche possiamo vedere nella Bibbia, no? Ci sono tante delle segnalazioni che dicono che Gesù ha calmato le tempeste. Quindi è vera questa informazione. Quindi rischiavano la vita e Gesù ha scelto proprio queste persone. Quindi Giacomo sta ricordando al suo popolo, guarda, che il favoritismo è una cosa che non la dovete fare perché il nostro Gesù non ha fatto. Lui ha scelto delle persone che erano povere e umili per portare avanti il Vangelo. E la cosa che, dopo questo breve riassunto qua, era proprio quello che volevo trattare, no? Quindi nel versetto 8, che dice proprio così, di quello che vi avevo detto prima, no? Se adempite la legge regale, come dice la scrittura, che sono parole di Gesù, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Quindi lui stava avvertendo, e questa avvertenza era proprio per quanto riguarda il comandamento che Gesù aveva lasciato. Se per un determinato momento, un determinato periodo, non stavano facendo, era affinché loro potessero veramente ricordare di tutto quello che avevano, no, imparato. E la roba interessante è che quando Gesù diceva una cosa, quando voleva insegnare una cosa, era perché lui con il suo esempio dimostrava che dovevano fare quella cosa. Quindi il suo ministero era basato non solo in parole, ma era basato anche con fatti. Quando è andato, no, a lavare i piedi dei discepoli, cosa ha detto? Fate questo perché io vi sto dimostrando di farlo. Quando lui diceva di pregare, tutti vedevano che lui stava pregando. Quando diceva di digiunare, è perché lui stava digiunando. Quando lui diceva di amare il prossimo, è perché lui aveva amato il prossimo. Quindi il ministero di Gesù non era soltanto di parole, ma era di fatti, perché lui doveva dimostrare con la sua vita. Quindi con l'ubbidienza dovete essere ubbidienti, ma proprio lui è stato ubbidiente. E voi mi dite così, ma Gesù, essendo Dio, doveva essere ubbidiente? Sì. Apriamo le nostre Bibbie in Filippesi, capitolo 2, versetto 5 in poi, che dice così: abbiate voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio, qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quindi vediamo che non solo Giacomo, ma pure Paolo sapeva che Gesù era questa persona umile, che dimostrava quei fatti. Quindi noi possiamo prendere questo esempio di Gesù e portarlo alla nostra vita, giusto? Perché se Gesù stava dimostrando esattamente che tutto quello che diceva si potrebbe fare, pure noi. E quando Giacomo va a trattare questa questione, no, nella Chiesa, pure Paolo va a trattare questa questione nella Chiesa di Colosso. Nel capitolo 3 dei Colossesi, la lettera di Colossesi, lui dice così, nel versetto 11. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Paolo nel primo capitolo scriveva no ai Colossesi dicendo così: sono fiero di voi, avete ascoltato la parola, state crescendo nella parola e tutte le notizie che arrivano a me sono delle notizie buone, che state crescendo, che siete veri discepoli, che la Chiesa è edificata sulla verità. Però sulla decorrenza, no, della lettera, c'è una preoccupazione, no? E qual era la preoccupazione? Che loro fossero veramente saldi, edificati nella vera parola, nella vera dottrina. Ma più che altro la sua preoccupazione aumenta col passo che loro dovevano dimostrare di essere una nuova creatura. Il capitolo 3
lui va a parlare proprio di questa cosa. Voi dovete essere una nuova creatura. Ma per essere una nuova creatura dovete dimostrarla anche. Non dovete semplicemente essere una nuova creatura, ma dovete dimostrarla. Perché qua non c'è greco, non c'è giudeo, circonciso. E questa preoccupazione noi la possiamo vedere anche nel libro di Galati, capitolo 2, quando lui inizia a rimproverare Pietro, perché lui stava mangiando con i gentili, esattamente per il motivo della circoncisione. Quindi Paolo qua in questo momento sta dicendo così: siamo tutti uno in Cristo Gesù. Lui stava dicendo che lui è il giudice e lui ha il diritto di giudicare. Quindi se noi prendiamo sto posto, torniamo là, prendiamo sto posto di giudicare qualcuno, stiamo sbagliando, perché questo posto appartiene al Signore. E stava dicendo a loro: guarda, voi non siete giudei, siete una chiesa che io sto predicando il Vangelo, siete i gentili, ma adesso facciamo parte della stessa famiglia. Siamo della famiglia di Gesù, siamo della famiglia di Gesù Cristo. Perciò state tranquilli, perché non c'è greco, non c'è giudeo, circoncisi. Quindi questo era il messaggio attraverso il popolo. Però un po' più avanti, praticamente fine capitolo, a partire dal versetto 23, lui dice così: qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo il Signore. Infatti, chi agisce ingiustamente riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, senza che vi siano favoritismi. Quindi lui stava dicendo: chi vi giudicherà è giusto. Infatti noi siamo giustificati attraverso Gesù. Non è che siamo nati giusti, anzi siamo nati peccatori, siamo della stessa linea di Adamo, ma in lui, in Gesù, siamo giustificati attraverso il suo sangue. Perciò Paolo stava dicendo a loro: guarda, che tra di voi non ci sono favoritismi, e quindi dovete agire esattamente come una nuova creatura, perché quello che giudicherà con la giusta giustizia. Lui sarà giusto. Quindi non importa se siete adesso della famiglia di Gesù, se eravate nelle tenebre, perché il primo capitolo, quando lui va a descrivere, parlava esattamente di questa cosa, no? Voi eravate nel mondo delle tenebre, adesso siete trasportati nel regno di luce per il sacrificio di Gesù. Perciò, cosa dobbiamo pensare? Impariamo con questo che Paolo stava dicendo. Non importa se veniamo in chiesa, ragazzi, non importa se adesso facciamo parte della famiglia di Gesù Cristo. Quello che dobbiamo fare è sapere che non ci sono favoritismi con Gesù e lui sarà giusto. Anzi, forse sarà più giusto con noi, perché la parola dice che a chi è molto stato dato sarà anche più richiesto. Quindi adesso che tu sai esattamente di queste informazioni, magari Gesù ti chiederà un po' di più, perché la responsabilità è ancora più grande. Perché adesso tu hai queste informazioni, ma ci sono delle persone che non ce l'hanno. Perciò a chi è molto stato dato sarà molto richiesto. Il nostro comportamento come cristiani, la maniera come ci portiamo, la maniera come risolviamo una situazione, la maniera come perdoniamo, che vedremo un po' più avanti, che questa situazione io penso sia proprio un po' delicata, no? Del perdono. Quindi la cosa interessante è che Giacomo va a trattare il favoritismo come un peccato. Ma perché come un peccato? Allora, se lui stava dicendo che dobbiamo proprio avere, il comportamento di compiere la legge di Dio, che è amare il nostro prossimo, se noi facciamo dei favoritismi, stiamo trasgredendo una legge. La lettera di prima Giovanni va a dire nel capitolo 3, verso 4, se non mi sbaglio, o 4:3, leggiamo qua perché così. Versetto 4, dice così: chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Il peccato è la violazione della legge. Quindi se ogni volta che abbiamo e facciamo, commettiamo un peccato, stiamo trasgredendo la legge. E quindi è un peccato. Se non amiamo il nostro prossimo, è un peccato.
Quindi se noi facciamo dei favoritismi è un peccato. E la cosa diventa ancora più seria. Torniamo in Giacomo. Guarda cosa dice. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Poiché colui che ha detto non commettere adulterio, ha detto anche non uccidere. Quindi se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge. Perciò io do la mia decima, faccio tutto giusto, ma non amo il mio prossimo, trasgredisce la legge. Quindi sei peccatore lo stesso e comunque hai sbagliato su un punto. Quindi potete immaginare che sta mettendo il favoritismo nella stessa, sullo stesso scaffale, se possiamo dire così, di uno che ha commesso un adulterio, di uno che ha ucciso qualcuno, perché è la legge, fa parte della legge. Quindi Giacomo va dritto per dritto e gli dà una bella bastonata. Ricordando, no? Quando la lettera è stata scritta, la Chiesa era perseguitata, era piena di poveri, di umili, di persone che si trovavano nel bisogno. Quindi non dovevano avere il favoritismo, e nemmeno noi. E poi, il versetto 12 e il versetto 13, dice così: parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà. Qual è la legge di libertà? La parola di Dio. Gesù va a dire, no, nel capitolo 8 di Giovanni, conoscerete la verità e la verità vi... Esatto. Quindi Gesù è la verità. Capitolo 14 di Giovanni, versetto 6 dice così: io sono la via e la verità. Quindi se conosciamo Gesù saremo infatti liberi. Perciò lui sta dicendo che dobbiamo agire secondo la legge della libertà, perché saremo giudicati per questa legge. Esattamente quello che Paolo stava dicendo, no? Ai Colossesi. Sarete giudicati per questa legge, perché Dio è giusto. Quindi, se sapete esattamente che dovete essere giudicati per questa legge, dovete agire, vivere in maniera tale che questa legge sia proprio la vostra guida, sia proprio la direzione che dovete prendere nella vostra vita, ma sapendo che il Dio che avete, cioè come Dio, è giusto. Quindi agite così. E lui sta parlando di cosa? Di coerenza. Di tante cose che abbiamo già detto qua, eppure la Liziani oggi prima del culto ha detto questa cosa, di coerenza. Un cristiano deve avere coerenza. E questa è una cosa che la mia moglie, no, mi prende in giro tanto. Ma la tua bocca, cioè esci solo coerenza, solo coerenza. Ma è proprio così. Se andate in palestra, adesso non voglio, giudicare nessuno, ma se andate in palestra, il vostro personal trainer, lui non è che, cura tanto così la sua parte fisica. Tu lo guardi, la prima cosa che ti viene in testa: ma scusa, ma questo qua mi vuole dare, una scheda di allenamento, ma neanche lui si prende cura di se stesso. Oppure, dentro casa, il padre arriva al bambino e dice così: guarda che non puoi fumare, ma lui fuma. Che senso ha? Oppure tu, che magari dice così: no, questi ragazzi devono essere riempiti dalla presenza di Dio, devono essere proprio pieni dello Spirito Santo. Devo arrivare nella mia università, nella mia scuola, devo arrivare nel mio lavoro, che devono essere proprio pieni, che il fuoco deve proprio bruciare. Ma è tu. Quindi manca coerenza. Dobbiamo parlare e agire. Dobbiamo parlare e agire. E una cosa che ho detto, no, nel nostro piccolo gruppo, hanno fatto una ricerca e hanno visto che pochissime persone leggevano la Bibbia. Pochissime persone. Meno del 40% forse. E questo stavamo parlando anche del mezzo cristiano, cioè dei credenti. Immaginate voi quindi quelli fuori,
che hanno bisogno proprio di leggere la Bibbia. Però noi siamo la Bibbia che loro devono leggere attraverso le nostre attitudini, attraverso il nostro comportamento. Queste persone vedranno Gesù Cristo attraverso di noi. Quindi agite come persone che sanno che sarete giudicati per la legge della libertà. Il versetto 13 che dice così: perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia invece trionfa sul giudizio. La cosa interessante è che lo stesso Paolo, nel libro, nella lettera agli Efesini, capitolo 6, versetto 9, lui dice così: voi padroni agite allo stesso modo verso di loro, astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signore vostro e loro è nel cielo e che presso di Lui non c'è favoritismo. L'istruzione qua che abbiamo visto, no, anche nel nostro studio durante la settimana era: guarda, avete lo stesso Signore, quindi agite in tale maniera che sapete che sarete giudicati per queste persone, quindi verso di voi non c'è favoritismo. E questo, quando Giacomo va a trattare della misericordia, che sta parlando di misericordia, ricordando anche di quello che abbiamo visto prima, che lui cercava sempre di invasare, no, il suo insegnamento di quello che ha imparato di Gesù, perché anche lui era un discepolo di Gesù. Vi viene in mente qualcosa quando parla di misericordia? Allora, Matteo capitolo 5 versetto 7, anch'io ho predicato questa cosa qua, dice così: beati i misericordiosi, perché a loro sarà fatta misericordia. Vedete quindi il gioco di parole? Cioè, ha detto la stessa cosa, però di una maniera diversa. In più, quando Gesù, nel capitolo 6, continuando, no, col sermone sul monte, versetto 13-14, la prima cosa che ci viene in testa magari per quanto riguarda la misericordia, che cos'è? Il perdono. Perché se uno ha avuto misericordia di qualcuno, vuol dire che quello ha perdonato. E guarda cosa Gesù ha detto nel versetto 14: perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Quindi cosa ha detto Giacomo? Perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. Giacomo ha detto la stessa cosa. Quindi noi dobbiamo perdonare, dobbiamo usare di misericordia. Tornando a quello che vi ho detto, a chi è stato molto dato, molto sarà richiesto. Se oggi tu sai esattamente che devi perdonare qualcuno, non è perché adesso l'informazione è arrivata a te, ma perché tu hai già provato questa misericordia. Adesso è cosa un po' più seria. Perché se noi siamo qua, vuol dire che Gesù, abbiamo capito il suo messaggio, abbiamo capito la sua parola e adesso abbiamo provato la sua misericordia verso di noi. Quella misericordia descritta anche, che possiamo leggere nel libro delle Lamentazioni, capitolo 2, che non c'ha mai fine, che si rinnova ogni mattina nella nostra vita. È questa misericordia che l'abbiamo provata. Quindi la misericordia del Signore deve proprio fare parte della nostra vita. E perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia? Esattamente perché manca coerenza. Caspita, se io sono qua e so che Gesù è morto per i miei peccati, come mai non posso perdonare il mio fratello? Come mai non posso usare di misericordia verso il mio fratello? Gesù nel capitolo 18 di Matteo racconta una parabola. Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E da lì inizia a raccontare la parabola.
Perciò il regno dei cieli può essere paragonato ad un re che vuole fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari. 100. Prima 10.000, adesso 100. E afferratolo lo strangolava dicendo: paga quello che devi. C'era un cartone animato in Brasile che si chiamava Chaves. Arrivava sempre il suo barriga, cioè il signor Pancia, che faceva sempre così: paga quello che mi devi. Forse ha fatto proprio, ma questo qua era un po' più arrabbiato, no? Perché lo strangolava. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Anche pure questi qua, chiacchieroni, no? Sono andati proprio a fare delle chiacchiere con il loro signore. Avevano proprio bisogno di fare una pettegolezza. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condannato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te? E il suo signore adirato lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Gesù ha detto una cosa molto, diciamo, pesante, no? Quindi dovete capire che se io ho usato di misericordia verso di voi, dovete anche voi avere misericordia del tuo fratello. Isaia 53 parla che è per i nostri peccati che Gesù è morto. Eravamo noi, dovevamo essere noi su quella croce, ma Gesù ha portato i nostri peccati affinché noi potessimo essere oggi qua. Era per i nostri peccati. Attraverso le sue lividure siamo salvati. E poi, su Giacomo, proprio il finale, dice che la misericordia trionfa sul giudizio. Cosa vuol dire la misericordia trionfa sul giudizio? La misericordia di Dio verso la nostra vita. Il nostro giudizio era proprio quello che vi avevo detto prima, di essere condannati. Per capire e anche per finire, Efesini capitolo 2, versetto 3. Nel numero dei quali anche noi, tutti, vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri, ma Dio, che è ricco in misericordia, quindi non ha soltanto misericordia, ma lui è pure ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Lui è misericordioso. La misericordia ha trionfato sul giudizio. Noi eravamo figli d'ira. Quindi l'ira del Signore dovrebbe essere proprio versata su di noi, ma è versata un'altra cosa, è versata la misericordia. E attraverso la sua grazia siamo stati salvati. Quindi ragazzi, che pensiamo bene su questa cosa, no? Cioè, amare il nostro prossimo è proprio adempiere un comandamento suo, adempiere il comandamento di Gesù. Ed è un peccato. Ma più che altro, se noi non lo facciamo,
vuol dire che stiamo sì trasgredendo la legge, ma soprattutto non c'è coerenza dalla nostra parte. Non c'è coerenza. E un cristiano deve proprio avere la coerenza. Quindi, dovete cantare, no? Dovete cantare una canzone? Quindi chiamo il gruppo di lode. Quindi se noi abbiamo proprio questa coerenza nella nostra vita, riusciamo a trasmettere questa misericordia di Dio attraverso la nostra vita. Riusciamo a trasmettere la volontà sua per tutto il popolo. Gesù ha detto ai suoi discepoli: andate per tutto il mondo, pregate il Vangelo e fate discepoli in mio nome. Quindi la missione che Gesù ci ha dato è di andare, è di pregare, di uscire, di predicare il Vangelo. Ma noi riusciamo soltanto nel momento in cui abbiamo misericordia, quando capiamo che anche loro hanno bisogno, ma soprattutto noi abbiamo bisogno della sua misericordia. Quindi che possiamo essere più coerenti, possiamo essere più cristiani e che possiamo vivere esattamente come Dio vuole e Dio raccomanda per la nostra vita. Amen? Amen, Chiesa, invito, alzatevi in piedi, che possiamo cantare il nostro Signore. Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva. La presenza Tua. Cantiamo solo con te. è solo con te, sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza Tua. Santo Spirito, vieni su, riempi questa chiesa ai nostri, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Di te. Diciamo cellula. Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva. La presenza tua. E solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua.
Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici. Vediamo Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Di te. Voglio essere Io cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Di te. Di te. Di te. Adesso abbiamo momenti degli avvisi. Ok, vi rubo ancora qualche minuto. Allora, il 23 maggio, che credo sia un venerdì, se mi confermate, alle 8 avremo con noi il pastor Vander dal Brasile e quindi sarà un culto per le famiglie. Quindi potete invitare le vostre famiglie ad essere in questo momento qua. Inizierà alle 20. Sì, famiglia compreso i figli, quindi chiamate i vostri genitori e venite con loro. E il 24 invece, che è il sabato, ci sarà l'Aga Move con il pastor Vander, quindi siete benvenuti. E il 25 alle 10:30 ci sarà anche lui per portare la parola nel culto di domenica. Invece per i piccoli gruppi oggi, con i pre ci sono... con i pre c'è Paolo Enrique, con le adolescenti, aspettate, con i pre, con gli adolescenti e con i giovani c'è Paolo Enrique. Con le adolescenti femmine ci sono io e con le giovani femmine c'è Marcia. Ok? Quindi gli preadolescenti e gli adolescenti maschi, i giovani maschi vanno con Paolo Enrique, facciamo un gruppo unico oggi, con le ado io e con le giovani ragazze la Marzia. Ok? È questo. Amen. Vi invito, alzatelo in piedi di nuovo. Sediamo. Mettiamo l'ultima canzone che possiamo finire questo culto con gioia, perché Dio ha veramente parlato oggi, che possiamo capire quello che Lui ha detto e continuare a capire la Sua parola, che abbiamo ancora i gruppi sopra, i piccoli gruppi. Amen. Finiamo il culto nel modo più bello possibile.
puro il peccato e con l'amore è così grande. Gesù in te che scotte tutto il mondo intero, che ci stupisce in ogni istante, dire di gloria, Gesù in te. Sentiamo, questa è la grazia tua, questa è la grazia tua, ed è finito amore, hai preso il posto mio, portato i piazzi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù io canto di ciò che hai fatto in Spazza via la confusione che ci ha reso suo figlio e figlie, ire di gloria, che guida il mondo, è come il sole, ire di gloria. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i piazzi miei, con la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù io canto di ciò che hai fatto in me. Siamo degno è il Dio, degno è colui che ha vinto l'amore, degno è il di Dio, degno è colui che ha vinto l'amore, degno è il di Dio, degno è colui che ha vinto l'amore, degno è il di Dio, degno, 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 Questa è la grazia tua, e tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i piazzi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. oh, Gesù io canto di ciò che hai fatto in me. Amen, amen. Dio vi benedica. Ci mettiamo su.